adesso amici, questo è il 45esimo episodio, ben ritrovati. Allora, ci siamo lasciati mentre stavamo scacciando questo Edward Saunders, sembrerebbe si chiami così, generale inglese che insieme ai suoi patrioti si stava ribellando nelle Bermuda e noi siamo riusciti in extremis a salvarci dalla sua aggressione, almeno sembra proprio così. E però ci troviamo ad affrontare, pur essendo nella tranquillità di questa pace, diverse problematiche. Infatti, il rischio rivolta non si è ancora completamente placato e questo è dovuto senz'altro alla nostra scarsa legittimità, ma anche al disordine che si è verificato in questo periodo di instabilità di governo e crisi nazionale. Ah sì, che però durerà ancora per poco. E abbiamo quindi dei ribelli da sconfiggere, stiamo radunando il nostro esercito anche qui. Abbiamo uno scarso prestigio, una scarsa tradizione militare e dovremmo sfruttare questo tempo che ci è dato per ricreare un esercito italiano forte. Allora, ma non è tutto qui quello che ci manca, perché qui i francesi stanno per finire la terza loro colonia e sono stati fortunatissimi. Le prime colonie producevano sempre pesce, se ricordate. Vabbè, e invece loro zucchero, oro, tabacco. Cioè, naturalmente hanno sempre un po' più di fortuna di noi. Però non so bene cosa fare. Non so se cercare di bloccare. Cioè, io potrei. Dato che devo usare un colono. Una possibilità che ho. Non ho qui il. Dov'è? Eccoti. È cercare di precederli e bloccarli sulla costa. Ma poi, naturalmente, cioè penso che sia una buona idea tutto sommato. Però io penso che poi farebbero colonie altrove, magari anche peggio. Di sicuro potrebbero farle ovunque ormai. Già, malefici. Cosa vogliamo fare? Io questa l'avevo costruita apposta per impedirgli di espandersi ulteriormente, però senza quest'altra non è utile. Ma un altro problema ancora più grave potrebbe venire dalla Russia, che appunto ormai si è espansa fino all'Oceano Pacifico e quindi non si sa mai che potrebbe anche colonizzare l'Alaska e poi scendere magari anche nell'America orientale, scusate, occidentale, e sarebbe un altro problema molto grave. Per risolverlo potremmo, forse, no, non potremmo fare un cavolo. Come facciamo a risolvere questo problema? Io pensavo, se colonizziamo questo che è il porto dall'altro lato, c'è qualche possibilità in più. Però passerebbe subito al nostro stato coloniale come sempre. Insomma, dovremmo fare doppiare il Capo Horn, mi sa. E sì, dovremmo comunque in qualche modo anche esplorare i territori mancanti. Le COG però non sono il massimo in queste missioni. Però qui non ci sono pirati. Mm. Vogliamo rischiare? Allora, io direi però. Qual è la velocità delle caravelle? 10. Le galee 8. Va bene. E invece le barche che velocità hanno? Boh, perse barche. Avete anche voi la stessa velocità? Interessante. Allora, prendiamo 5 barche. No, anzi 4 barche.
Buona fortuna, ragazze. Cioè, ragazze, le barche le chiamano. Vabbè. E cercate di arrivare il prima possibile. Allora, appunto il nostro obiettivo è creare la flotta, se ricordate, ma per farlo aspetto il prossimo livello perché sbloccheremo i galeoni e le fregate, navi molto più moderne con le quali naturalmente aggiorneremo la nostra flotta che tornerà, auspichiamo, ad essere la più potente che esista su questo pianeta. Va bene. Va bene, va bene. Beh, tra poco completiamo anche il problema della sovraestensione. Allora, io direi però dobbiamo pure conquistare questi indiani per poi fermare gli inglesi soliti. Insomma, dovremmo fare anche la stessa cosa con i portoghesi e gli spagnoli. Respiriamo, ok. Prima o poi si arrenderanno. Ah, un'altra cosa importantissima che di sicuro interesserà pure voi. Tu quando arrivi? Aprile. Cavoli, troppo tardi ma arrivi. No, quelli hanno finito. Se hanno praticamente tutte le possibilità di finire prima. Mm. Qui ci sono pure altri ribelli. Va bene, allora dobbiamo scegliere un po' cosa fare con questo colono. O lo mandiamo davvero qua. Sarebbe utile mandarlo qua. O aspettiamo un po'? No, non aspettiamo, mandiamolo qua. Ma ci servirebbe anche mandarne uno dagli spagnoli. No, beh, in realtà abbiamo già il casus belli contro il Portogallo, giusto? O no, non l'abbiamo più neanche quello? Ah, oppure dei portoghesi, giusto. O spagnoli o portoghesi, ma qualcuno lo dobbiamo pure... Ah, è giusto, questo va benissimo perché ci crea anche il casus belli contro i portoghesi. Va bene, va bene. Speriamo non siano troppo veloci i francesi. Mio Dio, vediamo un po' cosa succede. Produciamo zucchero, bene. Allora, questo lo mandiamo qua, poi ne manderemo un altro nel luogo che ci interessa. Ci manca, ecco, facciamo una cosa un po' intelligente qua. Reclutiamo 2 armate. Qui abbiamo già vinto. Cosa va? Dove andiamo? Se abbiamo già vinto, no? Ma lasciamo solo il necessario. Vabbè, questi ottomani cambiano un po' troppo spesso idea e sbarchiamo qua pronti ad attaccare gli indiani allora. Spero abbiate gradito il mio ulteriore approfondimento o tutorial sull'espansione aggressiva. Magari qualcuno aveva la nostalgia della Repubblica Ambrosiana. Cavoli, ma... Allora, dove sono? Non abbiamo più nessuno disponibile qua. Mm, va bene, queste cose non mi piacciono. Vabbè, aspettiamo che sbarchino allora. Chi sono sti 5? Ah, questi... mandiamoli pure questi qua. Non mi ricordo, li avevo mandati forse da... come... insomma... sostegno da qualche altra parte. Abbiamo perso conquista coloniale contro il Congo. Cos'è? Sono occidentalizzati, sì. Non ci credo. Era meglio conquistarli prima. Vabbè, non è che cambia molto. Va bene, torniamocene di qua. Allora, qui abbiamo i coloni, cioè che i coloni, i diplomatici.
cerchiamo di migliorare un po' di relazioni con... Uno con l'Austria. Ecco, poi dobbiamo pure integrare il Marocco, che già mi dimenticavo pure di questo. Insomma, quanta roba. Influenza, netti. Mio Dio, ma non cresciamo. Cioè, cresceremo per i primi anni, ma poi questo modificatore svanirà perché siamo stati fortunati, ma solo per 4 anni saremo fortunati. Ci serve davvero la reputazione diplomatica, ma cioè ci serve sia per l'impero sia per l'impero sia anche per l'annessione di vassalli, che per ora non sono molti, cioè abbiamo solo un vassallo, giusto ora? Cioè oltre ai... abbiamo 3 vassalli in realtà, ok, il Marocco e poi gli elettori, giustamente. Non so se mandarlo in Marocco, perché se poi si blocca, no? Che cavolo ci guadagno? No, no, no. Dovrei pure dichiarare guerra ad Algeri perché... facciamo un po' di cose. Iniziamo a preparare dei... Allora, abbiamo Spagna, Inghilterra e Portogallo, giustamente, come rivali. Però voglio appunto conquistare tutta l'Africa del Nord io. E quindi ci mancano Algeri, Tripoli e i Mamelucchi. E quindi volevo magari fare una guerra ad Algeri per cedergli qualche provincia al Marocco, magari. Se accetta il Marocco. Ma credo di sì. Che producono anche cose in alcune province interessanti. Eh... Allora, oppure facciamo così però, creiamola su di loro sta pretesa. Ah, non possiamo. Benissimo. Però possiamo dichiarargli comunque guerra. Va bene. Allora teniamoci pronti già a dichiarargli guerra. Facciamo così, che non ho voglia proprio che gli inglesi finiscano le loro colonie. Malefici, malefici. Qui hanno finito, maledetti inglesi e francesi. Pure i francesi. Allora, quindi il diplomatico lo potremmo usare semplicemente per migliorare le relazioni con Savoia. Va bene. Dovremmo anche qui fare delle guerre. Allora, vi spiego una cosa. E abbiamo 2 possibilità per annettere queste parti rimanenti all'Italia e anche la Svizzera che sta dentro il nodo di Venezia perché ci crea tanti danni la sua esistenza. E allora, dov'è che è? Mappa commerciale, no? Era solo qua. Allora, vedete, queste 2 province sono al nodo di Venezia, ma gli svizzeri riescono a sfruttarle in modo da garantirgli il 13% del potere commerciale a Venezia. Mi rubano un sacco i soldi con queste 2. Ah no, questa è austriaca. Ah, solo con questa. Ah, ma è la loro capitale, un po' un problema allora. Beh, ma non è... Ah, insomma, la Svizzera deve finire distrutta, questo è chiaro. E dovremmo usare, dicevo, anche la strategia dei vassalli, perché più passa il tempo e più noi ci espandiamo, più integrare diventa lungo come processo. E perché appunto il tempo di integrazione è legato all'estensione al nostro territorio, quindi più ci espandiamo più è lungo. E come avete visto ci causa non pochi problemi questo con la sovraestensione che abbiamo, che si può avere, no? E che va anche a colpire i nostri introiti al commercio e tutto il resto. Quindi le soluzioni sono usare i vassalli oppure allora usare questa idea nazionale che riduce un po' il costo e il tempo. Infatti io pensavo, come vi dicevo già, di fare questa idea
Quella diplomatica, anche quella sarebbe utile, perché sarebbe più utile se puntassimo sulla vassalizzazione, no? Potremmo avere più vassalli e integrarli più velocemente. E anche quello sarebbe molto utile. Però non possiamo nemmeno prenderle tutte e due, a meno che rinunciare alle idee navali. Ma se avete qualche consiglio. Cioè, ci sono troppe idee utili. Nel tutorial sull'espansione aggressiva abbiamo visto che le idee economiche possono far venire eventi molto positivi. Anche quelle innovative possono dare quegli eventi che danno più tasse, più manodopera. Però a qualcosa bisogna rinunciare. Zucchero anche dove? Cayenne, va bene. Lo zucchero. Vediamo che valore ha lo zucchero, perché. Non il pesce. C'è una provincia che produce 4. Sì, è molto alto lo zucchero come prezzo, come vedete, rispetto agli altri beni. Però il tabacco credo sia ancora. No, più o meno è uguale il tabacco. Anzi, lo zucchero è ancora più redditizio in questo momento. Il cotone non interessa molto. Sembra che il tabacco e lo zucchero siano i beni più redditizi in questo momento. Poi, in genere, il tè diventa subito redditizio quando lo scopriamo, però ce ne vuole un po' ancora. Allora, non siamo ancora arrivati, dai, sbrighiamoci un po' in questo momento. Stiamo proprio finendo anche l'integrazione, ma che bello, ma che bello. Allora, ok. Ma questo finalmente lo possiamo adoperare qua, contro questi ribelli poco belli. Gli facciamo fare tutti i giri che è necessario. Wow. Maledetti francesi sono già arrivati. Ok, non potremo andare qua. A sto punto io direi. Prima o poi li dobbiamo. Anche i francesi verranno in qualche modo. Io spero pacificamente. Ancora. Che fortuna! Ancora disputata la successione. Anche il Commonwealth ha una successione disputata. È grande il Commonwealth. Vediamo che razza di. Ah, ma avrà una reggenza. No. Niente di grave. Invece lui. Ci sarebbe una guerra di successione tra l'Italia e la Spagna che vinceremmo di sicuro. Cioè, perché la vinciamo per forza? Perché non è eredi. A 18 anni non morirà, eh. Però una bella pestilenza. Non possiamo diffondere pestilenze con le nostre spie, no. Vabbè. Sarebbe proprio una mossa oltre i limiti del male. Qui dobbiamo aspettare, mi sa che. Ecco, che vinciamo. Torniamocene qua. Allora, dichiariamo sta guerra. Colonia, alleata, giusto? Quanto sono avanti questi? Parecchio, dovremmo sbrigarci, però ce la faremo secondo me. Ah, ma giusto, ma. Questi passeranno. No, questo. Vabbè, vediamo un po' se ce la facciamo a dichiarare guerra a sti inglesi. Perché io la odio sta questione degli stati coloniali. Che ti fanno perdere i casus belli, cioè non ha senso proprio.
Allora, quello che volevo dirvi prima, che era molto importante e poi mi sono dimenticato, è riguardo le idee nazionali e la colonizzazione degli stati coloniali. Avevano detto, ma perché non colonizzano sti maledetti, no? Perché hanno le idee coloniali, ma è un fraintendimento enorme, perché idee coloniali significa tipo idee italiane per noi, e non hanno tra queste idee quello di avere dei coloni. Quindi sono idee coloniali, ma non producono coloni. Cioè, qui dovrebbero esserci le idee di esplorazione, non quelle coloniali. E come vediamo, non le hanno ancora adottate le idee di esplorazione. Solo questi, guarda, no, questi siamo noi, che genio. Allora, nessuno, vedete, le ha adottate le idee di esplorazione. E quindi non dobbiamo continuare a mandare dei leader diplomatici che appunto creino nuove, sblocchino nuove idee coloniali, perché quelle coloniali non c'entrano. Dobbiamo magari mandare degli amministratori che sblocchino nuove idee nazionali, tra cui, tra cui quelle di esplorazione. Vediamo. Hanno solo 1000 uomini. Va bene. Noi ci buttiamo già all'assedio di questi indiani. Qui intanto, ma stiamo vincendo abbastanza decisamente. Ok, abbiamo ingaggiato gli indiani, penso li distruggeremo. Ok, attenzione, abbiamo convertito il Carnaro, cioè convertito, integrato fiume praticamente. Ottimo. Ok, li abbiamo fatti fuori, ma non abbastanza. Qui come va? Non avevo lasciato una nave, porca miseria. Perché? Qui è arrivata? Oh, sono già arrivati. Bravissimi. Allora, qui non serve. Aspettiamo che si riparino e andiamo poi a colonizzare. Questo... E non abbiamo il casus belli contro il Portogallo. Giusto, non abbiamo il casus belli contro il Portogallo. Allora, cosa facciamo per... Potremmo cercare di bloccare i francesi un po' più in là. No, scusate, perché devo trovare qualcuno che confini col Portogallo. Devo far solo questa, praticamente. È l'unica possibilità che ho. Confina col Portogallo, sì, va bene. Qui, ma voi perché non siete in grado di... Chi sono questi? Siamo noi. E di passare? Cioè ci vuole proprio un genio per passare lì. Mm. Una cosa che non mi piace è che è rimasto il colore di Venezia per alcune, per altre, cioè per quelle nuove, quello dell'Italia dovrebbe essere uguale. Non so se è un bug oppure è una cosa voluta, però non è che mi piaccia molto. Andiamo di nuovo a bloccare. Che dire qua? Allora, io volevo... ecco cosa volevo fare. Richiamare lui e mandarlo. Ma mandiamolo... Ma sì, qua, dai. Dov'è che c'è più rischio di volta? Vabbè, noi ce ne andiamo qua, poi. Abbiamo ancora debiti qua? No, li abbiamo tolti tutti, ottimo. Bene, bene, bene. Io direi di usare le navi qua per spostarci.
Ok, Reykjavik convertita. E abbiamo ingaggiato i Salentini. Maledetti inglesi, hanno dichiarato guerra ai Creek. Vabbè, la dichiariamo pure noi sta guerra ai Creek, No, non possiamo... non possiamo concedere i Creek agli inglesi, proprio non è mia intenzione. Qui chi c'è? Allora, 13 giorni dichiarano guerra pure ai Creek. Ok. Dobbiamo appunto prendere questi territori degli indiani perché prima di tutto non abbiamo nessuno svantaggio nel farlo. Dato che tutte le incombenze vanno direttamente ai nostri stati coloniali. Allora, tu tornami qua. Allora, il rischio di volta è un po' diminuito, non ancora. Oh sì, beh un po' sì, vedo. Però non è ancora diminuito il disordine, quindi... Allora, Creek livello 10. Sì, non è niente di temibile. Speriamo che gli inglesi più che altro non abbiano flotte nella zona. Voi se mi voleste seguire preferirete... Vabbè, sono contadini, facciano quello che vogliono, giusto? Che cosa possono farmi? Niente, va bene. Se la caverà il mio stato coloniale. Allora, dichiarano guerra a Steel Creek. Sono alleati con Poto bla bla bla. Oh mio Dio. Caddo, Potawatomi e Susquehannock. E chi cacchio sono? Vabbè, non ci interessa più di tanto. Questi qui? No. Ma. Vabbè, Creek, non temiamo le vostre alleanze un po' sfigate. Allora, dichiariamo guerra pure ai Creek. Tutto il mondo ci aiuta. Allora, Mihikan, dove siete? Cavoli, avete delle relazioni diplomatiche con stati lontanissimi? Come fate a conoscervi voi, eh? Vabbè. Ah, non producete mai nulla di buono. Io quasi quasi quelle spagnole le brucio, le altre le conquisto. Allora, bravi. L'importante è arrivare prima degli inglesi. Allora, 9... È la prima guerra che facciamo agli indiani. Ma pensa tu, questi poveri indiani, no? Caddo? Sei tu? Ah sì. Cioè, noi... Ah, abbiamo finito la colonia, bene. Penso passerà subito. Ecco. Abbiamo perso il colonialismo contro la Francia, va bene, va bene. Cioè, in pratica noi dobbiamo solo... facciamo guerra a sti poveri indiani solo perché vogliamo creare problemi agli inglesi. E loro devono essere massacrati. Non c'è proprio giustizia. Usiamo un po' di punti con sti cardinali perché... Ok, qui stiamo... abbiamo un altro... Cavoli, un altro colono ancora. Eh,
Quasi quasi lo mando qua. Ma sì, mandiamolo qua. Facciamo un altro reggimento e completiamo sta zona. Potremmo, sì. Facciamolo. Perché no? Cayenne, va bene. C'è una specie di differenza tecnologica tra le due armate. Una specie di differenza tecnologica. Allora, qui lasciamo questa gente. Cavoli, hanno una fortezza vera e propria. Incredibile. Io direi qui andiamo qua. Oh, finalmente abbiamo ingaggiato i nemici a Edirne anche. Che dovrebbe essere l'ultima nostra ribellione. No, oh mio Dio, quanta roba è successa. Edirne, disordine finito. Oh, una leggera imparità. Una canoa praticamente contro una flotta. Va bene, qui abbiamo fatto fuori ancora qualche crick. Ok. Ho catturato la nave. Ah, interessante. Era una caravella. Sono più, insomma, hanno navi evolute come le nostre, ma sono occidentalizzati? No, hanno gli indiani, ho visto. No, non sono proprio occidentalizzati. Però le caravelle ce le hanno. Va bene. Sì. Cioè, tanto meglio per voi. Allora, io direi... Però a sto punto dobbiamo lasciare una cog a bloccarvi. Ok. Ok, fatti fuori quelli di Edirne, benissimo, torniamocene in Albania. Ho sbagliato qualcosa. Ho mandato quello sbagliato. Oh, oh. Anzi, vabbè, a sto punto facciamo così. Ce n'è uno un po' meno sbagliato. Facciamo questa cosa. Jacopo Casanova è tornato, lo mandiamo in Savoia. Ok, abbiamo finalmente liberato le Bermuda dall'oppressione inglese. Oh, forza, mi raccomando, ce la farete a convertirli, sti qua. Questi chi sono? Caddo, maledetti Caddo. Aspettate. Vediamo se riusciamo a combinare qualcosa. Io penso che ci siano le premesse opportune. Genova è diventata una monarchia dispotica. Ai ai ai, non sei più una repubblica? Non ci siamo genovesi, non ci siamo. Qui possiamo magari usare questo leader in altri luoghi. Voi che cavoli state facendo? Boh. Cioè, quelli, i ribelli non gli importava proprio niente, i ribelli. Poi invece si sono curati tutto un tratto della nostra guerra. Va bene, meglio così.
Ho aggiunto l'altra musica, ma vedo che viene eseguita prima comunque quella che c'era già, per qualche ragione che non ho ancora capito. Si vede che ha una specie di rito di precedenza acquisito. Aie. Mm, francesi, com'è che avete un erede? Sì, maledizione. Voi siete oltraggiati invece, eh? Ok, siete sicuri di non voler cambiare idea? Questi... Ma... È occupato da Caddo, sono in guerra. Aie. Producono... Ma... Non so questo cosa possa comportare. Cosa faranno gli inglesi? Ma... Ah, questo è un grande assediatore? Aspettate allora. Ci converrebbe... No, vabbè, lo lasciamo qua. Allora, facciamo così. Cavoli. Ah, ha un leggero esercito comunque questo stato indiano. Allora, perché per resistere... Perché voi state qua che non vi ho messo neanche il segno di spunta? Statemi qua, dai. Fate i bravi. Ecco, bravi, fate un po' di cose intelligenti anche voi perché non posso far tutto da solo. Genova, vediamo se riusciamo a migliorare le relazioni. Allora, chi è la coalizione che c'è contro di me? La Spagna, cioè questo non mi piace neanche l'Austria. Spagna e Austria proprio. Sarebbe meglio toglierli dalla coalizione. Ok, gli indiani lì sono stati fatti fuori. Qui c'è un esercito inglese comparso al nulla. Per fortuna non siamo in guerra in questo momento con gli inglesi e sapendolo potremo attrezzarci meglio quando lo saremo. Vabbè, abbiamo già un discreto esercito qua. Ok. Parana. Dovremmo avere ora il casus belli contro i portoghesi, bene. E dovremmo sfruttarlo presto, eh. Benissimo, gli inglesi sono un po' retrocessi qua a causa dell'invasione. No, dove scappate voi? Non scappano. Vabbè, no, non questi. Questi. Ecco, difendiamoci. Ok, non difendiamoci più, attacchiamo piuttosto. No, cosa andate nelle navi? Dove state andando? Pure il Marocco è arrivato, ma sono... Ok, una... un'invasione in grande stile. Quella che io chiamo un'invasione in grande stile. Allora. Dai, la battaglia finale, vediamo. Dove vanno questi? Seminole. Allora, facciamone un'altra ancora. Ormai siamo abbastanza numerosi da poterli sconfiggere. Hanno un leader migliore, ma questo non gli sarà molto utile. Possiamo far già la pace. E invece come se la cavano sti portoghesi? Interessante. Sono quelli più avanti adesso i portoghesi.
Ok. Scappate. Dov'è che andate, scusi? Di qua andate. Ok, possiamo far pace, sì. Allora forse è il caso già di far pace con loro. Richiamo questi piemontesi. E direi che è proprio il caso di annetterli, non ci costerà praticamente niente tutto questo. Hm, Non sapevo si potesse fare anche questo oltre all'annessione. Pensavo non si potesse mai fare niente oltre all'annessione, invece potremmo cedere ai Creek una provincia, certo. Figuriamoci se la cediamo. Zero, vabbè, avremo un po' di sovraestensione. Beh, ma penso vada tutto allo stato coloniale, A meno che qui sia già un altro stato coloniale. No, mi pareva di aver controllato. Potrebbe essere che qui viene diviso, Allora, vediamo, possiamo comunque fare sta pace. Ok, sono già passati 2 giorni. È finito l'assedio dell'Alabama e sì, è rimasto diviso. Ok. Ecco, quindi dovremo cercare di sbrigarci nell'espansione di quest'area. Ma mandiamo un missionario, qua in soli 10 mesi convertiremo la zona. Abbiamo già altri casus belli. Abbiamo convertito il Carnaro, questo ci dà naturalmente un'ulteriore efficacia per quanto riguarda i nostri missionari. Va bene. Però ce la faremo qui ad annettere, credo di sì, però. Ma non ha... Scusate, È tornato istantaneamente a casa? Com'è stato possibile? Gli inglesi hanno distrutto una colonia senza motivo, ma siete i geni. Va bene. Beh, non è per forza negativo. Vabbè, io pensavo di prendermela, però se... hanno distrutto la colonia. Solo perché è stata occupata per un attimo, pare. Quindi qui dovremo... Io direi prendere... Produce, cavoli, cotone questa provincia, no? Allora, vediamo con chi siamo in guerra, perché... Chi siamo noi che... Ecco. Mm. Però non riusciamo... Vabbè, dovremmo forse dichiarare guerra anche a sti qua, perché voglio creare lo stato coloniale il prima possibile, ecco, per essere chiari, in modo da poter gestire il meno possibile questa zona. Faccia tutto lo stato coloniale, noi non ci pensiamo. Beh, ci sono le colonie inglesi che potrei prendere, poi... Anche gli Aztechi prima o poi li attaccherà qualcuno, è già strano che non li abbiano attaccati, quindi dovremmo attaccarli molto presto. E io li vassalizzerei che così poi li integriamo. Però ci vorrà tanto tempo, questo è il brutto. Anche la Svezia, vorrei fare un'alleanza con la Svezia. Ma non si può. Perché hanno troppe... Scusate, loro con chi sono alleati? Col Commonwealth. Siete alleati col Commonwealth? Come ci si fa a alleare col Commonwealth? È la peggiore alleanza che poteste mai avere, oh svedesi. E voi invece ci odiate sempre. Va bene. Hanno un livello tecnologico alla pari, però sono di tecnologia orientale. Come vedete, come ora vedete, abbiamo recuperato molto tecnologicamente, siamo quasi alla pari con la Francia, siamo simili all'Inghilterra, vedete. Grazie alle grandi abilità del nostro leader.
Qui io annetterei tutto, ma costerà un po' al nostro stato coloniale tutta la situazione qua. Hm. Ci costerà un po' in effetti. Vabbè, dato che ci è tornato subito il diplomatico, lo mandiamo senza indugio in Savoia. Beh, qui c'è poco da dire. Che cosa facciamo qua? Vabbè, io direi chiudiamo qui l'episodio. Nel prossimo episodio... Ah, cavoli, ci siamo dimenticati questi. Glielo diciamo già di andare qua. E questo? Sì. Cavoli, come... Va molto a est in quella zona. E appunto nel prossimo episodio, guerre ai portoghesi, senz'altro. Allora, ho fatto un po' troppe colonie però in effetti. Quante cavoli colonie ho fatto? Ne abbiamo già 4. Ho un po' esagerato. Leggermente. Quando si dice esagerare leggermente. E ci impiegheremo un sacco a finirle. E per conquistare tutte quelle colonie che ci toccherà conquistare, cioè almeno 2 proprio come minimo all'inizio, andremmo a spendere altri una trentina di ducati. Insomma, non era proprio il mio piano quello. Però va bene. Se sarà... Ah, ma scusate. No, ne abbiamo già fatte. Ma quante cazzo... Non mi sono accorto, ma che cavolo... Ho esagerato leggermente troppo. Non riesco a tenerle tutte ste colonie. Leggermente troppo. Che cavoli vuol dire leggermente troppo? Vabbè, niente grave. Niente grave. Togliamo questa. Una la devo togliere perché... Allora, quando è che arriva tra 4 giorni? Vediamo il bilancio come va a finire in 4 giorni. Bravi. Io qui voglio il cioccolato, non so se avete capito. Ecco. Come vedete, le prime costano 2, poi vanno a costare 4, 10, poi 20, poi 40, 80, 90, 100.000. Non è il caso. No, 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 no. Allora, qui dobbiamo fare un po' di reggimenti d'artiglieria. Sì, sì, sì. Hmm. Va bene, sì, ho sbagliato con le colonie, credo proprio sia indispensabile ridurre il numero di colonie almeno di 1, ma proprio almeno di 1, a sto punto quasi di 2, perché ne ho già 5, il limite è 3, se vado a 7, vabbè che va così bene l'economia che quasi quasi potrei anche aver 7 colonie per un breve periodo. Però la prima andrei a spendere 60 ducati extra. Un po' troppo. Davvero un po' troppo. Mm. Per un anno, 60 per un anno, no, no, buttare via tutti questi soldi per... Beh, ne distruggerò solo una. Vabbè, comunque questo episodio può dirsi concluso che ha visto l'inizio delle guerre... Ah, ha già integrato... No, qual è che non ha... Ah, questa. Io vedevo qualcosa qua prima, mi pareva. Non so che cavoli... Forse è un'allucinazione. Comunque stanno prima convertendo e poi integreranno, a quanto pare. Che idea avete?
Io sono pazzo, non vi ho mai dato dei burocrati amministratori, quello che è. Siete stra indietro, insomma, dovrò sempre mandare questo tipo di governatori adesso. Sì, sì, sì. Beh, perlomeno sembra che riescano a fare qualcosa con questo missionario, si spera. Sì, procedono, procedono. Hanno un progresso mensile al 5%, quindi molto velocemente. Va bene. Quindi io proseguirei i prossimi episodi con la conquista dell'America, intanto che attendiamo, ecco, a fine anno dobbiamo prendere questa idea perché abbiamo ancora lo sconto dovuto ai miglioramenti navali e non avremo più invece il maggioramento del prezzo a fine anno e a quel punto potremo costruire tante belle navi. Davvero tante, ne voglio costruire tante, però se spendo tutto per le colonie, no? Quindi una la... anzi, glielo dico già adesso. Guaglioni, sta cosa. Questa? A meno che questa. Potrei dire di togliere questa appena non avremo dichiarato guerra al Portogallo. Cioè tra pochissimo. Ci conviene dichiarare subito guerra al Portogallo. Ok, vabbè, ci penso un attimo, ci sentiamo alla prossima.